quanti viaggi ti dicono? Un pensiero a tutti i caduti novesi con questa targa che abbiamo voluto e posato noi, e con l'approvazione dell'amministrazione comunale e di tutte le altre forze militari novesi. Io vorrei fare un plauso all'architetto signora Caccialli, che ha colorato queste aiuole con perizia, e la ringraziamo per tutto quello che ha fatto. Inoltre questa targa è stata posata in questo luogo dove già nel 1923 sono state piantumate queste piante, sempre a ricordo dei caduti della guerra 15-18. Ora io sono un poco parlatore, diciamo, lascio la parola al nostro capitano Eugenio Spigno, che Eugenio Spigno
che ha la favela molto più sciolta della mia. Grazie a tutti. Pochissimo, perché tanto forse ripeteremo gli stessi concetti dei movimenti caduti. Quando abbiamo pensato a avere la rimembranza come momento di ricordo per la fine del centenario della guerra, abbiamo deciso di mettere un qualcosa nel viale della rimembranza. Abbiamo pensato che questo fosse un po' il centro ideale del viale, perché tanto di là come di qua. E abbiamo messo questa targa per ricordare i caduti novesi, anche non novesi. Sono 220, poi sono diventati di più dalle ricerche, e ogni albero nel 23 simboleggiava un caduto. Quindi è una cerimonia forse con qualche riferimento pagano, perché lo spirito del caduto alberga nel suo albero, ma comunque è un motivo di ricordo. La targa, per chi non la vede, la leggo un minuto così. Allora noi poniamo questa targa in memoria dei soldati novesi e di tutte le armi caduti nel corso del primo conflitto mondiale. Una guerra che fu voluta da pochi e combattuta da molti, nella quale furono gettati a morire migliaia di giovani senza che loro stessi sapessero il perché. Alcuni di loro, in un estremo atto di altruismo e di amore, si immolarono per proteggere i loro compagni o il bene degli altri. E noi li ricordiamo come eroi, non come guerrieri. Ma tutti, eroi, non eroi, soldati, tutti avevano la faccia del Cristo nella livida aureola dell'elmetto. Tutti portavano l'insegna del supplizio nella croce della baionetta e nelle tasche il pane dell'ultima cena e nella gola il pianto dell'ultimo addio. Questi versi sono stati incisi nella roccia nella galleria del Castelletto delle Tofate. Grazie. Unità di data. E sono due novesi, perché davanti a Carato. Poi sono arrivati gli altri, Sarò riconosciuto. sono sparsi. Allora davanti a Carato sono arrivati con la E allora tengo presente.
Attenzioni! Attenti! Alza bandiera!
Sensazioni di posto. Un po' di terra, poi lo completiamo dopo, Bravo. Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono. Donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Così sia. Sensazioni di posto. Un saluto particolare ai ragazzi delle scuole Pascoli, delle scuole Doria, del liceo Amaldi, a tutte le associazioni combattentistiche, al capitano Lapiana, alla famiglia, alla moglie del nostro eroe cittadino Paladini e ai suoi familiari che sono qui come ogni anno a ricordare insieme a noi i caduti di tutte le guerre, e quest'anno che abbiamo un po' anticipato rispetto al 4 novembre perché insieme agli alpini di Novi abbiamo immaginato una serie di iniziative in questa occasione. Mercoledì c'è stata la presentazione di un libro dove si ricordano tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Oggi siamo qui, questa sera ci sarà un concerto al Teatro Giacometti con la banda, il corpo musicale Romualdo Marenco e la corale Novese, siete tutti invitati, e tutte queste iniziative per ricordare la conclusione della Prima Guerra Mondiale, della Prima Guerra del 15-18, e come ogni anno per ricordare e rendere omaggio a tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Una guerra atroce come sono tutte le guerre, ma quella fu particolarmente atroce. 8 milioni di vittime, centinaia di migliaia di feriti, famiglie sbandate, un paese davvero in difficoltà dopo la Prima Guerra Mondiale. Però quella lezione non fu sufficiente, perché dopo 20 anni ci fu la Seconda Guerra Mondiale, e allora avere ben chiara una cosa è importante per tutti noi, che bisogna lavorare per la pace e costruire la pace ogni giorno, e bisogna fare in modo che i conflitti tra gli stati non si risolvano attraverso la guerra, ma si risolvano attraverso il dialogo, il confronto,
la politica, quella alta. Ecco perché siamo qui questa mattina, per ricordare e rendere omaggio a tutti i defunti, a tutti i caduti, ma anche per lanciare un monito a tutti noi, a ognuno di noi, perché non ci siano più guerre e si lavori per la pace. Ma di guerre ce n'è tantissime in tutto il mondo. E ha ragione Papa Francesco, forse siamo di fronte alla terza guerra mondiale. E quindi essere qui ha un significato particolare per tutti noi. E la nostra vita è fatta di gesti, di piccole azioni. E questa è un'azione importante. È un'azione importante perché siamo qui per testimoniare, per fare memoria, per fare storia, per ricordare e anche per impegnarci, appunto. Impegnarci nel fare in modo che non ci siano più guerre, ma che non ci siano anche tra di noi, nel nostro rapporto quotidiano tra le persone, che ci sia rispetto delle idee altrui, di chi non la pensa come noi. Il rispetto è fondamentale in una società civile. E quindi sono tutti valori, principi che ci vengono da chi ha lasciato la propria vita per conquistare la libertà di tutti, la libertà degli altri. E noi la dobbiamo difendere con convinzione. Io credo che questi siano principi e valori importanti per tutti noi. E siccome è arrivato uno spiraglio di sole, credo che questo sia anche un segno, e siccome poi devo far parlare altre persone, io concludo ricordando un fatto che è significativo proprio per le cose che dicevo. Il signor Lucchini, che purtroppo adesso non c'è più, alcuni anni fa trovò nel Basso Pieve una medaglietta che riportava il nome di una persona che sicuramente è morta in guerra. E allora Lucchini si mise in moto per cercare di capire da dove arrivava questa persona, e questa persona arrivava da un paese che si chiama Urbana, in provincia di Padova. La figlia del signor Lucchini ha deciso di prendere i contatti con questo comune, con il sindaco di Urbana, e il sindaco di Urbana ha fatto sì che questo piccolo gesto, cioè far ritornare questa medaglietta che ricordava quella persona nel proprio paese, e la signora Lucchini, che è qui e che ringrazio, il 4 novembre si recherà a Urbana per consegnare nelle mani del sindaco quella medaglietta. Ecco, ci furono tantissimi caduti, che sono caduti lontani da casa, e anche questo gesto è un segno di rispetto nei confronti di quelle persone. Adesso io lascio la parola all'ingegner Spigno del gruppo Alpini di Novi, perché il gruppo Alpini di Novi quest'anno, appunto, nel preparare questa manifestazione, il gruppo Alpini di Novi, ma gli alpini in generale, sono sempre stati in prima fila non soltanto in queste cerimonie, ma per portare alti quei valori che ricordavo prima e per ricordare naturalmente i caduti di tutte le guerre. E proprio in memoria di questi caduti, in modo particolare, per i caduti novesi, ma non solo, ma in particolare per i caduti novesi, il gruppo Alpini, e poi questo invito è stato raccolto da tutte le altre associazioni, questa mattina, poco fa, abbiamo inaugurato, abbiamo scoperto una lapide che si trova al centro di Viale Rimembranza, appunto per ricordare i caduti della guerra del 15 e 18. Il Viale Rimembranza è stato, le piante del Viale Rimembranza, quando è nato il viale, ogni pianta era dedicata a un caduto della guerra del 15 e 18, ed è per quello che quella lapide ha un significato particolare. E quando attraverseremo Viale Rimembranza, quella lapide ci ricorderà
quei caduti, e credo che questo sia importante per tutti noi, ma anche per i ragazzi che sono qui questa mattina, che ringrazio nuovamente per la loro presenza, e so che al termine di questa nostra cerimonia leggeranno dei loro pensieri, e li ringrazio ancora di più per questo. Eugenio Spigno, rappresento il gruppo Alpini di Novi. Ringrazio prima di tutto per la presenza le autorità civili, militari, il signor Sindaco, capitano dei Carabinieri, le associazioni d'Arma, di volontariato, i rappresentanti dei docenti e degli studenti delle scuole novesi, i cittadini tutti che hanno voluto intervenire. Oggi celebriamo la giornata dell'unità nazionale e abbiamo da poco pregato il suffragio dei caduti di tutte le guerre. Tuttavia non possiamo non ricordare che il prossimo 4 novembre sono passati 100 anni dalla fine della Grande Guerra, e con l'occasione vorrei dire qualche parola sul viale della rimembranza, dove poco fa abbiamo scoperto una targa a memoria dei caduti novesi della Grande Guerra. Erano già in guerra sotto la bandiera austro-ungarica sul fronte russo. Questo per dire che la Grande Guerra ha coinvolto un anno prima alcuni nostri concittadini. Ecco, la proposta di creare in tutti i centri abitati d'Italia un parco o un viale della rimembranza per ricordare e onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale e il compimento dell'Unità d'Italia fu lanciata nel 1922 da Dario Rimembranza, fiancheggiata da alberi. In sostanza Lupi importò in Italia l'esperienza canadese, conservandone i tratti essenziali ma moltiplicandola, in modo da realizzare un'enorme folta foresta fatta da più di 500.000 chiome di alberi nuovi, tanti quanti erano stati i caduti italiani. I principali interessati di tale iniziativa dovevano essere gli scolari delle scuole elementari, nei confronti dei quali si sarebbe svolto un vero e proprio passaggio di testimone fra soldati e caduti e i futuri soldati, secondo l'ideologia dell'epoca. Infatti, il 27 dicembre 1922 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò a tutti i regi provveditori agli studi una lettera circolare nella quale veniva richiesto testualmente che le scolaresche d'Italia si facciano iniziatrici di un'idea nobilissima e pietosa, quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata la strada o il parco. A Novi vennero piantati 220 alberi, cioè a ricordo di 220 caduti, che a quel tempo si pensava non fossero tutti quelli caduti, poi ne vennero degli altri. E vennero posati 2 cippi all'incrocio con Viale Saffi, portanti una lapide con incisi i nomi dei caduti. Nel 1930 le lapidi vennero rimosse e sostituite delle epigrafi oggi presenti. Ai ragazzi qui presenti delle nostre scuole con i loro insegnanti e a tutti gli intervenuti porgo il cordiale saluto e benvenuto delle associazioni d'Arma e dei partigiani presenti nella nostra città che ho l'onore di rappresentare. Nei 3 anni scorsi, in questa cerimonia abbiamo ricordato, essendo passati 100 anni dal primo conflitto mondiale, abbiamo ricordato gli avvenimenti che in qualche maniera erano stati eseguiti 100 anni prima. Quest'anno vi voglio leggere un racconto, il racconto delle gloriose ma anche tragico dell'ultimo giorno della nostra lotta contro gli austro-ungarici. Ve lo leggo perché è poco noto e ho faticato a trovare queste notizie, probabilmente per la tragicità dell'avvenimento. Il pomeriggio del 3 novembre 1918 alpini e fanti italiani entrano a Trento
e prima del tramonto i bersaglieri sbarcano a Trieste. Alle ore 18 viene firmata a Ville Giusti presso Padova l'armistizio con l'impero austro-ungarico, armistizio che entrerà in vigore il giorno seguente alle ore 15. L'unità d'Italia, che oggi celebriamo, è compiuta. Ma un quarto d'ora prima che finisse la guerra, il capitano Grilli, comandante il quarto squadrone dei cavalleggeri del reggimento Aquila, dopo aver controllato loro, dice ai suoi uomini che bisogna andare a morire per la patria. Venivano dal fiume Tagliamento con i bersaglieri della 23esima divisione, comandata dal generale Augusto Fara, con l'ordine preciso e perentorio che diceva testualmente: è indispensabile approfittare della demoralizzazione del nemico e spingersi avanti quanto più possibile, con marcia celere e ardita. Sarà questo l'ultimo scontro con il nostro nemico della Grande Guerra. E la sorte vuole che il luogo dove si svolse si chiami Paradiso, un quadrivio con una manciata di case contadine a sud di Udine. Non si trattava di strategia militare, ma di strategia politica. La Germania non si era ancora resa, lo farà una settimana dopo, l'11. E prima che entrasse in vigore l'armistizio occorreva arrivare al vecchio confine e possibilmente anche entrare in territorio austriaco. 2 ore prima, alle ore 13 del 4 novembre, in gara d'audacia con i bersaglieri dell'8° reggimento ed i cavalieri del Mantova, avevano preso d'assalto il paese di Aris, dove era caduto correndo incontro al nemico il 18enne sottotenente dei bersaglieri Alberto Riva di Villasalta, cagliaritano, uno dei ragazzi del 99, arruolatosi negli Arditi, a cui sarà assegnata la medaglia d'oro vallimentare alla memoria, l'ultima di questa guerra. Mentre i bersaglieri agirono al paese catturando i tenaci cecchini austriaci asserragliati delle case, il primo gruppo di cavalleggeri dell'Aquila, con in testa il 4 squadrone, superato il rettifiglio che taglia il paese, in vista del quadrivio Paradiso, dove li attende un battaglione di metallieri ungheresi, inizia il galoppo. Il comandante dello squadrone, nonostante l'avviso di un collega al comando di un reparto fermo di fronte al caposaldo nemica, che grida: fermatevi, andare avanti è una pazzia, ordina la carica. Nei 300 metri che li separano dal nemico, sotto un fuoco sterminatori, quasi tutti i cavalli rotolano sulla strada o nel fosso trascinando i loro cavalieri morti o feriti. Pochissimi animosi, forse una decina, giungono caricando e sciabolando contro le armi nemiche. Tra i caduti vi sono 2 ufficiali 19enni, il tenente Augusto Piersanti, romano, di Sarcionato, ed il sottotenente Achille Balsamo di Loreto, napoletano, trascinato sotto il suo cavallo, mentre 4 cavalleggeri giacciono accanto a loro insieme a una decina di feriti. Sono le 14:55 del 4 novembre 1918. Gli ungheresi sparano ancora qualche raffica contro gli sbandati che galoppano nei campi. Poi scende un irreale silenzio, rotto dai gemiti dei feriti sulla campagna che ormai non si vede quasi più per la nebbia. La nostra classe, la terza C dell'istituto IC1, ha scelto per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre e dell'unità nazionale di leggere il monologo tratto dal film Il grande dittatore. I motivi di questa scelta sono molteplici. Il significato del monologo tratta temi che valevano e valgono ancora oggi e che continueranno a valere per l'eternità. Il testo parla della libertà dell'uomo, un grande dono per cui i nostri nonni, durante le guerre mondiali, hanno combattuto. Non dobbiamo darla per scontata.
L'uomo ha raggiunto livelli avanzati di tecnologia, dovrebbe sfruttarli per aiutare l'umanità, per proteggere il mondo nella fratellanza e nell'uguaglianza. I diritti dell'uomo servono per annullare le differenze e le barriere sociali. Nel mondo c'è posto per tutti. Per chi come me ed i miei compagni ha avuto la fortuna di nascere in un tempo ed in un luogo in cui non esistono le discriminazioni razziali, la privazione dei diritti umani e l'orrore della guerra, è ancora più importante studiare e ricordare ciò che di sbagliato è avvenuto in passato, capirne la gravità per fare in modo che non accada mai più.